premi per il poeta scrittore Francesco Billeci. Sabato riceve il premio internazionale Il Convivio 2012 con la poesia Bedda Fimmena Mia. Si è svolta sabato scorso ai Giardini Naxos presso l'Hotel Assinos la cerimonia di premiazione del premio internazionale Il Convivio 2012, poesia, prosa e arti figurative, e premio teatrale Angelo Musco dell'Accademia d'Arte Il Convivio, un premio internazionale in cui partecipano scrittori e poeti provenienti da gran parte d'Italia, ma anche da altri stati come la Francia, la Germania, il Brasile, la Romania. La giuria di premiazione, in presenza del presidente Angelo Manitta, della dottoressa Enza Conti, ha premiato meritevolmente nella sezione Poesia inedita in vernacolo siciliano con l'opera Bedda Fimmena Mia lo scrittore di progetto Francesco Billeci, una poesia in cui lo scrittore affronta il tema delicato del cancro e in particolare della malattia e di tutto il calvario della chemioterapia, un inno all'amore nella tragicità del messaggio, nell'esternare ed esprimere il dolore, la fragilità dell'uomo che piange la sua donna strappata alla vita e volata in cielo, fragilità che lo sovrasta in una solitudine invadente, che lo porta a una quasi non rassegnazione e a vivere solo del ricordo di lei. Ancora premi per il poeta scrittore Francesco Billeci. Sabato riceve il premio internazionale Il Convivio 2012 con la poesia Bedda Fimmena Mia.